Marosi al porto di Venezia, i rappresentanti di Regione Veneto e Città Metropolitana hanno bocciato il bilancio dell'ente, bloccando di fatto l'impiego dell'avanzo amministrativo destinato ai lavoratori portuali come previsto dal decreto Rilancia Italia. Un veto immotivato e simile, un copia e incolla, dichiara il presidente Pino Musolino, che non vuole credere che ci sia una regia politica dietro, come del resto il governatore Luca Zaia ha negato a domanda precisa. Nessuna guerra contro nessuno, nessuna regia, e chi pensa a questo è abituato forse a farlo e queste robe se le pensa. È un avviso di sfratto per Pino Musolino? Guardate, io sono estremamente sereno. Tra l'altro io non credo sia una bocciatura così univoca, perché il governatore Zaia oggi durante la conferenza stampa ha detto che se i bilanci sono buoni si votano, e il bilancio è inequivocabilmente buono. Ha anche detto che lui non ha messo bocca su questo, ha lasciato piena autonomia al componente in comitato di gestione di votare secondo coscienza. Io questo potevo fare, e date le condizioni abbiamo fatto anche di più di quello che ci si poteva aspettare. Poi non ho la pretesa né di essere il migliore né di essere insostituibile, ricordo che tutti siamo amministratori pubblici pro tempore. Senta, è stato commissariato il porto di Trieste, così anche qui come un fulmine a ciel sereno. Ci può essere una connessione tra magari qualcuno che non ha più spazio a Trieste che potrebbe scendere verso la laguna? Non credo proprio, anzi io credo che sia esempio tipico di come questo Paese riesca a spararsi sui piedi. È indubbio che il Presidente D'Agostino sia probabilmente il migliore Presidente di porto che in questo momento c'è in Italia, oltre che un collega e un amico. Io non mi devo e non mi voglio incensare, ma insomma sono considerato in Italia e all'estero un buon professionista di livello portuale, quindi ci sono dei professionisti che nei porti stanno facendo funzionare i propri porti, che hanno una credibilità, che sono ascoltati all'estero, che sono chiamati a fare anche, come dire, a dare informazioni, consulenze e supporto all'estero, e che invece, come tipico Nemo profeta in patria, vengono trattati così. Io credo che questo Paese debba decidere come e se vuole gestire in maniera professionale e manageriale i propri porti. Io credo che noi siamo stati chiamati per fare questo mestiere, i manager. Io non faccio il politico, non so fare il politico, non voglio fare il politico, so fare solo questo di mestiere, e se succederà che non sarò riconfermato, tra l'altro scado fra 9 mesi, quindi non è che manchino tanto tempo, se non sarò riconfermato andrò a fare altro, come ho sempre lavorato prima e come dovrò lavorare ancora per tanti anni, grazie a Dio, visto che sono relativamente giovane.